Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Partiamo questa settimana con due report realizzati dall'ufficio studi della CNA. Riguardano uno il settore del turismo e l'altro il settore degli appalti, che è stato presentato proprio nell'ultimo fine settimana. Partiamo dal turismo, dove avete evidenziato qualche possibile novità in vista della prossima stagione e utilizzando la rete avete scoperto che il numero dei turisti stranieri continua ad aumentare, con una puntualizzazione: i turisti stranieri che prima coprivano più mesi nelle loro vacanze nell'isola adesso si stanno concentrando esclusivamente sui 3 mesi estivi. Sì, nel nostro report affrontiamo un po' il tema del turismo, lo facciamo con una chiave anche nuova, per la verità utilizzando uno strumento che dà indicazione un po' sulle tendenze, sulle prospettive che riguardano gli arrivi, utilizzando appunto la rete. Quindi le manifestazioni e quindi le ricerche che riguardano l'interesse degli utenti a una ipotetica vacanza in Sardegna. È uno strumento che si sta affermando, che è affidabile e che è in grado di dare appunto una lettura in anticipo su quelle che saranno le tendenze e poi anche gli arrivi. E dal report, come lei segnalava, verifichiamo che c'è un interesse assai significativo per la regione Sardegna e nei prossimi mesi, in termini di stima, sono attesi un volume, diciamo, di presenze e di arrivi che a grandi linee è allineato a quella stagione che è andata assai bene dello scorso anno, più 0,1%. Dal report segnaliamo anche come rispetto a questo interesse c'è un dato che in qualche modo preoccupa, perché la componente internazionale concentrerebbe quindi il suo interesse nei mesi estivi e non in quelli, come dire, di spalla, che sono quelli che tradizionalmente hanno visto questa componente offrire un contributo molto forte al processo di destagionalizzazione. Ovviamente speriamo che queste tendenze non si confermino. Occorre segnalare, lo facciamo nel report, che si tratta di stime e in questa condizione effettuare delle stime oggettivamente è un po' azzardato. Proponiamo anche delle chiavi di lettura che tengono conto dell'andamento di tutti quegli elementi di criticità, di ciò che avviene su quadranti territoriali, le guerre, il Medio Oriente, l'energia, il costo del trasporto, e quindi ci auguriamo che l'insieme di questi elementi di criticità ovviamente chiudano questa fase di confusione e di incertezza e finalmente ovviamente si possa dispiegare e aprire una stagione che si annuncia, al netto di questi problemi, positiva. La chiave di lettura del vostro report è stato Google, quindi voi avete verificato quello che è il movimento. Tutto sommato, considerando la situazione geopolitica, l'aumento vertiginoso del costo dei carburanti, è anche una chiave ottimistica la vostra.
Ottimistica, e proponiamo ovviamente diversi scenari. Uno che è quello che per la verità si è già concluso, riguardava la condizione generale rispetto alle ostilità e alle aree di guerra del Medio Oriente, la chiusura dello stretto di Hormuz e così via. Quindi si stima, e non lo facciamo solo noi, che nel caso queste condizioni di guerra permanessero fino per esempio al 31 giugno, noi ci ritroveremo, il nostro sistema economico si ritroverebbe ad assorbire un incremento dei costi sul fronte dell'energia, dei trasporti e dei carburanti nell'ordine del 60%. Se questa condizione permanesse fino a dicembre, avremo da un punto di vista dei fenomeni inflattivi e di aumento dei prezzi uno scenario devastante con un incremento del 133%. La nostra analisi, quella di cui parlavamo prima, ovviamente è un riferimento a condizioni in cui cessino da subito questi elementi di caos, di incertezza e di turbolenza, perché diversamente la stagione, che pure si annuncia positivamente, ci ritroveremo in una condizione assai critica che oggettivamente oggi non vogliamo considerare. La scorsa settimana il vostro settore, quello dell'artigianato legato al mondo dell'autotrasporto, ha chiesto al ministro Salvini un intervento che a questo punto, considerato quello che ha detto in televisione, che ha detto alla stampa, vi verrà incontro. Sì, queste sono ovviamente le aspettative positive, perché peraltro rispetto anche a un'annunciata manifestazione, uno sciopero generale di 5 giorni di tutto il settore dell'autotrasporto, sono arrivati segnali confortanti da parte del Ministro e dalla Presidenza del Consiglio, e quindi ci auguriamo tutti che vengano messi in campo strumenti compensativi che consentano al settore di poter scavallare e superare questa crisi che è tragica e che è drammatica, e che non consente alle imprese di trasporto ovviamente di fare uscire i mezzi, siamo a questi livelli, perché mancano le condizioni di remuneratività. Analoga sollecitazione il sistema datoriale isolano ha rivolto alla Presidente della Regione, perché nella manovra adesso di assestamento del bilancio anche la Regione concorra a creare condizioni che consentano al sistema produttivo di assorbire questa fase particolarmente critica. Adesso veniamo al report del fine settimana sul mercato dei bandi di gara in Sardegna. Voi avete fatto un'analisi che copre dal 2021 al 2025 e avete fatto molte scoperte interessanti, qual è stata l'influenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che addirittura è andato a coprire, vedendolo in modo generalizzato, il 50% della spesa per le opere pubbliche. Sì, il report compie un monitoraggio di quanto accaduto da un punto di vista delle aggiudicazioni delle gare d'appalto nell'ultimo quadriennio ed estrapola e indica qual è il contributo e il concorso che il PNR ha fornito, e quindi parliamo negli ultimi 4 anni di circa 11,5 miliardi, che è la torta complessiva, il valore complessivo delle aggiudicazioni. Di queste 5,1 miliardi riguardano gare aggiudicate riferibili al PNRR, quindi siamo di fronte a un numero di gare intorno al 10%, ma dal punto del valore il contributo supera il 46%, quindi il contributo del PNRR, come sapevamo, è assai significativo rispetto alla fase espansiva del ciclo positivo che noi abbiamo vissuto negli ultimi 4 anni. Rileviamo anche come il sistema è riuscito, e questo è un dato positivo, a gestire la quasi totalità delle gare che dovevano essere aggiudicate, quindi oltre il 97%. È un dato che commentiamo positivamente, perché significa che il nostro sistema ha anche le capacità, le competenze e l'organizzazione che consente di gestire anche processi assai complessi, quali sono appunto le gare sono le gare del PNRR, questo grazie anche ai processi di semplificazione che da un punto di vista amministrativo il PNRR ha introdotto. Segnaliamo, se dovessi fare un'annotazione, come una percentuale solo pari al 3%, quindi 176 milioni su 5,1 miliardi, è la quota che è stata aggiudicata dalle imprese sarde. Ora,
noi sapevamo che la tipologia delle gare non era certo quella che consentisse, come dire, un recupero da parte delle nostre imprese, al contrario, anche perché sappiamo bene che comunque sulla torta complessiva degli 11,5 miliardi l'aggiudicazione delle nostre imprese è al di sotto del 20% in termini di valore. E quindi se dovessimo, il risultato finale e le considerazioni, l'insegnamento che possiamo trarre dalla lettura del nostro report è che abbiamo fatto passi in avanti nella gestione della spesa, molto rimane da fare, questo è un lavoro su cui bisognerà concentrarsi nei prossimi anni per fare in modo che questa spesa poi si tramuti in lavoro, in crescita delle competenze, in ricavi e reddito per le nostre imprese, quindi è un cantiere che deve essere oggettivamente attenzionato ed è un ambito e un campo di lavoro che riguarda le istituzioni e anche i sistemi associativi per far crescere e consolidare il nostro tessuto produttivo. Due dettagli: c'è un anno, il 2023, con il numero più grande di gare, 189 contro per esempio le 14 del 2021. Sì, questo dipende dalla varia, negli anni, scansione, e quindi abbiamo delle annualità in cui inevitabilmente c'è stata una forte accelerazione nel far uscire le gare e ovviamente aggiudicarle, e poi inevitabilmente ci sono stati degli anni in cui questi processi, anche rispetto ovviamente agli impulsi e alla programmazione delle gare, sono gare di importo assai rilevante, per esempio Tirrenia Links, COI 3, di importi di miliardi, e questo ovviamente dipende anche dalla programmazione che veniva fatta a livello, diciamo, nazionale e che hanno inevitabilmente gonfiato negli anni di riferimento la spesa. Quindi la spesa maggiore si è avuta per Abbanoa, per Tirrenia Link e per l'ANAS. La spesa maggiore si è avuta soprattutto per la missione 7, come indichiamo, Repower EU, ed è quella ovviamente relativa alle reti infrastrutturali di tipo energetico, Tirrenia Links, COI 3 e poi ovviamente gli altri grandi lavori. C'è una parte anche di spesa, chiamiamola così, più spicciola, che ha interessato i comuni nella realizzazione degli asili nido e in tutte quelle opere, diciamo, di importo più piccolo, ma ovviamente il contributo delle grandi opere è di importo rilevante, di centinaia di milioni di euro, è stato quello che ovviamente descriviamo nel rapporto. In fase di elaborazione, legato a quest'ultimo report, un nuovo studio che riguarda l'impatto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza negli ultimi anni sul prodotto interno lordo della Sardegna. Sì, da questi dati faremo un'analisi più compiuta nel rapporto che presenteremo, diciamo, nei prossimi giorni, ma l'impatto, come segnaliamo nel report, perché ci avviciniamo a quasi la metà delle gare che sono già state aggiudicate in termini di importo negli ultimi 4 anni, il PNRR è significativo, eccezionalmente alto. E quindi sapevamo, saremo più puntuali appunto nel rapporto delle costruzioni, il settore adesso è atteso a una fase che non sarà più quella straordinaria e eccezionale che abbiamo vissuto nel quadriennio precedente, fortemente espansiva, perché il combinato disposto degli investimenti del PNRR e del superbonus stanno andando inevitabilmente a scemare e quindi c'è una fase di riflusso che dovrà inevitabilmente essere sostituita da azioni e strumenti se si vuole ovviamente mantenere il settore in una condizione, diciamo, di sostenibilità, anche perché le cose da fare da un punto di vista dei ritardi infrastrutturali sono tante e quindi oggettivamente ci auguriamo che nei prossimi anni, anche e soprattutto per quanto attiene ai processi di riqualificazione del costruito, ricordiamo dovrà essere messo in piedi e attuato il piano nazionale che all'interno della direttiva quadro europea dovrà ovviamente stabilire tutti gli obiettivi, anche le risorse che dovranno andare a riqualificare il sistema degli edifici pubblici e residenziali a consumi a impatto zero rispetto ovviamente agli obiettivi che abbiamo preso a livello comunitario. In chiusura, segretario Porcu, la situazione è difficile.
a livello di bilancio e di cassa dello Stato italiano, fino a che punto può influire su tutta questa progettazione di riqualificazione delle costruzioni in Italia e nel nostro caso particolare nell'isola? Ma il sentiero è molto stretto, peraltro i dati che stiamo commentando in questi giorni, il ministro Giorgetti ha dato una rappresentazione assai cruda della condizione generale, e il fatto stesso che l'Italia rimanga all'interno di un meccanismo, chiamiamolo così, di infrazione e quindi non siamo usciti, questo inevitabilmente crea un sentiero ancora più stretto e creerà condizioni assai meno significative nell'azione del governo, nella possibilità di poter mettere in campo risorse in termini, diciamo, espansivi. Quindi un sentiero molto stretto, ci attendiamo anche dall'Unione Europea, data la situazione di crisi, è una richiesta che lo Stato italiano insieme a altri paesi europei stanno muovendo in maniera tale che si creino le condizioni per poter assicurare agli Stati condizioni di investimento che consentano ovviamente di scavallare questa che è una crisi che si annuncia assai complicata, soprattutto se non dovessero cessare le ostilità in quella zona del mondo, il Medio Oriente che abbiamo commentato prima, e qui sta tutto l'elemento, diciamo, il crinale, l'elemento di difficoltà che l'economia mondiale e inevitabilmente continentale, inevitabilmente italiana e sarda si trovano davanti nei prossimi mesi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. «25 anni di ascolto, 25 anni di battaglie. L'associazione Donne al Traguardo raggiunge un obiettivo che non è solo un numero, ma una storia collettiva di riscatto. Sotto la guida di Silvana Migoni, questa comunità si ritrova per la 23esima edizione del Premio Donne al Traguardo e Premio Sorellanza. Non una semplice celebrazione, ma un manifesto vivente di cosa significhi tendersi la mano. Storie di chi ce l'ha fatta e di chi ogni giorno trasforma la fragilità in una nuova, straordinaria risorsa. Da un quarto di secolo l'associazione guidata da Silvana Migoni è un porto sicuro e una rampa di lancio. Oggi i riflettori si accendono su percorsi di vita esemplari. Un anniversario d'argento per un'associazione che continua a colorare il futuro di chi non vuole smettere di lottare e che ha trasformato la Fondazione di Sardegna nel palcoscenico della resistenza femminile. Premiati i più significativi percorsi di autonomia femminile dell'anno, distinti in sezioni. Voi sì che siete donne straordinarie e che da tempo siete impegnate, incidete nella società concretamente. Silvana, 23esima edizione, quando ancora nessuno ne parlava, cioè tu sei stata proprio un simbolo, un mito, quella che ha fatto strada per tutte, sei stata la prima a creare un centro antiviolenza, io non me lo posso dimenticare. E sì, scusate l'emozione, io non sono così normalmente, chiedo scusa alle autorità presenti che magari mi conoscono sotto la palestra. E sì, è quella una guida per la FIDAPA che da sempre mi ha spronato, mi ha invitato, mi ha coinvolto, quindi sono socia onoraria, è veramente un onore grandissimo. Ma io devo ringraziare tutte le donne, ma veramente tutte le donne, le amiche che io ho una certa età, lo posso dire, sono una signora già giovane, come si suol dire, tutte le donne che, insieme alle quali abbiamo fatto strada in tutti questi anni, e insomma da metà del secolo scorso a ora sono un po' di anni, e abbiamo fatto tante battaglie da soli e da sole non si va da nessuna parte, ma non si va da nessuna parte da sole le donne, andiamo da qualche parte se le donne e gli uomini insieme si battono per una società più giusta, per una società in cui i diritti di tutti e di tutte vengano riconosciuti. Siamo con Katie Piras, figura individuata come donna al traguardo del 2026. Cosa si prova, Katie? Perché sei stata individuata come donna straordinaria nell'ordinarietà? Ditemelo voi un attimo, perché la storia praticamente ho iniziato un'infanzia, diciamo, che ha subito violenze dall'infanzia sino ad età adulta. Dopodiché io ho continuato a studiare raccimolando soldi un po' più in là, qua e là, sino poi ad entrare con la bicicletta nella mia vita, che mi ha permesso di far sentire la mia voce. Poi di tanto in tanto senti dire nel tuo salone dov'è il meccanico che risponde a questa domanda. Esatto, quello adesso, cioè la bicicletta mi ha portato lì, che poi sono diventata la prima meccanica di biciclette con la sua officina meccanica a Cagliari, e quindi ogni tanto devo lottare con il sessismo maschilista che mi chiede ogni volta ma dov'è il meccanico? Io dico piacere, sono io il meccanico. Che ti emozioni a caldo, cosa provi in questo momento in cui sei stata appena premiata? Un grandissimo batticuore, un orgoglio e anche forse era arrivato il momento di raccontare veramente questa storia. Non mai raccontata, non partecipo mai solitamente a concorsi, non partecipo solitamente a tutte le attività di così antiviolenza, quindi
Volevo che questa storia potesse essere utile per altre persone, per far capire c'è un passato difficile, ma se ci si impegna puoi credere nei tuoi sogni e realizzarlo. Impegnati perché puoi farlo veramente. Siamo arrivati al 25° anno, quindi un buon tempo per fare un primo bilancio. Ecco, avete firmato di recente un protocollo anche con AIDA. Quanto è importante la sinergia e il lavoro con le altre associazioni del territorio? Beh, è veramente strategico importante lavorare in rete con tutte le realtà istituzionali e anche quelle informali e l'associazionismo. Il protocollo che abbiamo sottoscritto con l'AIDA consente alle donne vittime di avere una possibilità di lavoro laddove si rende necessario nelle imprese che appunto sono all'interno dell'AIDA. È stato molto bello questo perché da donne a donne è un gesto di grande solidarietà. Poi i 25 anni sono un po' un miracolo perché abbiamo iniziato per scommessa con altre 4 amiche da un notaio e è nato tutto così, molto semplicemente, come la volontà di creare uno spazio nuovo, aperto, non selettivo, senza competenze, cioè senza requisiti, senza chiedere niente a nessuno, ma così con la volontà proprio di aprire uno spazio nuovo. Voi oggi celebrate le donne nella straordinarietà dell'ordinarietà. Che donne celebra oggi questo momento di gioia, questo momento di festa? Le donne che sono riuscite, anche partendo da una base di dolore, di sofferenza, di tristezza, che sono riuscite a segnare percorsi di rinascita, a rinascere letteralmente e a coltivare la bellezza. Questo è un po' il tema di quest'anno, la bellezza, la capacità di mettere in campo le proprie competenze o di incrementare le proprie competenze e di metterle al servizio delle altre donne e delle altre persone. Si diceva, Silvana, 25 anni di Donne al traguardo. Qual è il prossimo traguardo? Quali sono i muri che ancora volete valicare? Ma in realtà noi non ci siamo mai sedute al tavolino a dire cosa facciamo. Noi abbiamo sempre risposto positivamente a problemi che venivano camminando sulle gambe delle persone e sempre ci siamo posti il problema: possiamo fare qualcosa noi oppure no? Ecco, questo è il traguardo uomo a uomo, donna a donna, persona a persona. E quindi diciamo che i traguardi sono le persone che verranno a trovarci. Grande spazio è stato dedicato all'ultracentenaria Pepina Sedda di Gavoi, Barbaricina verace, impegnata a sconfiggere con la forza della ragione e della cultura le truffe dell'esoterismo e rafforzare l'attenzione sull'intelligenza emotiva e spirituale dei centenari della Bluson sarda. Voler bene alla famiglia che rimanga unita con i genitori, fra fratelli e sorelle senza bisticciare, lavorando assieme per crescere sempre meglio in famiglia, con l'affetto, con l'amore, con l'armonia, e che dividono gioie e dolori. E la famiglia non è fatta tutta di gioie, la famiglia è composta anche di dolori. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa.
la fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valerio, buonasera, siamo tra gli arazzi e i legni del Teatro delle Saline, una bomboniera dell'arte teatrale e delle strutture che ospitano l'arte a Cagliari. La produzione Acroama rimette in scena un Eurofestival, la rassegna va avanti da oltre 30 anni. In passato si chiamava Teatro a 1000 lire, quindi il tempo è passato, ma è diventato sempre un tesoro e un riferimento questo appuntamento curato dalla compagnia, perché mette assieme i classici, mette assieme le grandi compagnie italiane e straniere, i grandi interpreti. Sono con Elisabetta Podda, che è la regista di Hansel e Gretel, l'opera dei fratelli Grimm, che ha aperto la rassegna. Elisabetta, perché venire a vedere la rassegna un Eurofestival? Perché sono 12 spettacoli, un appuntamento importante, si apre il 4 e 5 maggio proprio con Hansel e Gretel, che è, diciamo, è uno spettacolo per tutti, è una rivisitazione della storia che è come la prima serial killer, diciamo la verità, la strega è così, ma sarà una strega molto particolare che farà anche delle magie, quindi ci sarà anche da divertirsi. E poi ci sono tante altre compagnie che chiuderanno. Citiamone alcune. Ah sì, c'è per esempio il teatro, la compagnia di Braga, che porta Tennessee Williams, i blues di Tennessee Williams con la regia di Lelio Lecis, per esempio. Poi abbiamo anche il teatro scientifico, Isabella Caserta. Poi abbiamo la Galleria Toledo. Abbiamo il favoloso Oscar con i racconti di Oscar Wilde con la regia di Marco Nateri, abbiamo il Teatro Sassari, abbiamo il Teatro del Segno, Producciones Circolares, abbiamo i cioccolatini di Olga, sì l'abbiamo detto, e Cuba, sì, Viaggio in Italia.
Teatro Tragodia, Tranvia Teatro, Lunaria Teatro, insomma tantissime compagnie locali e straniere che soddisferanno, sono sicura, il pubblico che verrà. Per tutti i gusti, piccoli, grandi, adulti. Ma io ti chiedo, da artista, non dirmi tutti gli spettacoli perché sarà la verità, verrai a vederli tutti oltre al tuo che dovrai dirigere, ma se ce ne fosse uno in particolare, quale suggeriresti? Ah, questo è molto molto difficile. No, non farmi questa domanda. Ormai te l'ho fatta. È troppo difficile. Vabbè, io veramente... Tennessee Williams di Lelio Lecis, che gioca in casa, è una rivisitazione importante. Sì, American Blues sicuramente, è una scommessa poi, con attori portoghesi molto bravi. Quindi questo è anche poi il testo di Tennessee Williams, è bellissimo. Anche molto contemporaneo come problematica. Attuale. Senti Elisabetta, qui la compagnia Croama ovviamente ospita le scuole tutti i giorni, 5 giorni alla settimana, e ripropone questi spettacoli. Chiudiamo con questo. Qual è secondo te il messaggio che deve arrivare alle nuove generazioni per essere un po' più educati all'arte teatrale? Allora, il teatro fa riflettere su se stessi. E questa è secondo me la cosa più importante. Cioè, siamo immersi in una società in cui uno fa soldi, fa lavoro, fa attività e il teatro è un momento che dedichiamo a noi stessi, un momento di piacevolezza, di gioia, di riflessione anche. Ecco, questo per me è il teatro. Mangia. Che fai qui? I fratelli Grimm studiavano i dettagli, erano abili nel trovare sempre inganni, sotterfugi, nel dare molto suspense. Elisabetta Botta è stata brava a trovare i motivi che possano appassionare sia un ragazzino di 10 anni che una persona adulta che magari di teatro ne mastica. Ed eccoli qua i protagonisti. Alla mia destra la strega, ciao. Ciao a tutti, sono Tiziana Martucci. Tiziana, che strega sei? Diciamo originale rispetto alle solite streghe, grazie anche alla regista. Sorprendo i ragazzi con dei giochetti di magia sul palco e sono abbastanza bipolare, un po' dolce e un po' nevrotica. Senti, diceva la regista che sei praticamente l'antenata dei serial killer moderni. Sono l'antenata in generale, visto la mia età, ma sì, anche se poi vengo ammazzata io, che non è male. Esatto, vuol dire che te lo sei meritato. Esatto, ma è la magia del teatro poi in realtà. Grazie a Tiziana Martucci. Eccoli qua gli altri. I fratelli Grimm su questa fiaba ci hanno costruito un'epopea, è andata avanti in tutto il mondo e ha raccontato un modo appunto tra serial killer, nonna serial killer e tutti gli altri, è stato un passaggio importante. Gretel. Ciao a tutti, io sono Sveva Contu, io interpreto Gretel, che è una bambina curiosa ma anche legata al fratello molto, e poi anche nel rapporto con la strega, secondo me c'è un passaggio dall'inizio della sua timidezza iniziale, poi invece sarà lei che ucciderà la strega. Ecco, senti cara Gretel, ma c'è un momento complicato dal punto di vista della recitazione, un pochino più difficile degli altri? Forse a volte l'interazione con la strega, perché a me come persona verrebbe più da essere meno bambina in certi aspetti, quindi ritrovare quella bambina interiore per rispondere come farebbe una bambina e non buttarla subito nel forno, come probabilmente farei io se potessi. Ecco, quindi abbiamo una Gretel molto diretta. Ciao Ansel, come stai? Tutto bene, grazie. Io sono Matteo Sbandi e interpreto questo fratellone che cerca in tutti i modi di essere coraggioso, di insomma proteggere questa sorellina che alla fine poi si scopre essere molto più coraggiosa di lui, insomma, e riesce a salvarlo e a portarli in salvo da suo padre con un grande e ricco bottino. Senti, cosa avresti aggiunto se tu fossi stato sulla la mosca a fianco alla penna dei fratelli Grimm? Cosa avresti aggiunto? Che curiosità oggi nel 2026 avresti potuto aggiungere?
Oddio, non saprei. Credo che sia una storia abbastanza Un cellulare, uno smartphone. Ma guarda, meglio che non ci sia in realtà. Va benissimo Bosco e molliche di pane perché di sti cellulari siamo abbastanza pieni e zeppi oggi, secondo me. Quindi Bene, adesso Valerio io mi sposto perché è un'occasione molto ghiotta avere a che fare con i protagonisti di uno spettacolo, mi scanso proprio e loro in un minuto riproducono un pezzettino di qualsiasi scena, a vostro piacimento. Oggi è il grande giorno, a pranzo bollito di bambino. La bimba invece me la papà al forno. È molto magra. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Quando il tema è l'inclusione, come è tradizione da sempre, Panorama Sardo non può mancare. Questa settimana l'evento è a Torre Grande, la bella marina alle porte di Oristano. Per il taglio del nastro, ricco di emozione e tanto significato, riguarda il Sea Scout Beach Resort.
nella borgata marina oristanese prende piede il sogno di ragazzi e ragazze che hanno sempre desiderato lavorare a contatto con il pubblico. Il team di Sea Scout Beach Resort infatti è composto per il 50% da persone con disabilità intellettivo-relazionale. Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno seguito i corsi di formazione obbligatori previsti dalla legge per essere operativi in un mondo che prima non si aveva la possibilità di conoscere. Riccardo, un altro tassello che va a mettere, e spero che non sia l'ultimo, cioè, perché andare avanti è d'obbligo. Ormai la strada che avete intrapreso vi sta dando anche delle belle soddisfazioni, sia morali che anche pratiche, perché poi alla fine quello che state cercando di fare è di portare a termine diciamo così, un percorso di inclusione. Io amo dire che siamo andati oltre l'inclusione, si sta creando un mondo che non accoglie persone con disabilità, ma stiamo creando un mondo loro. Sea Scout Beach Resort nella marina di Oristano a Quattro Grande paradossalmente è un posto gestito da persone con disabilità che accolgono e rendono un posto confortevole anche per chi disabilità non ne ha. Non è un posto per le disabilità, è un posto comodo. Sì, un altro tassello, sicuramente non l'ultimo, però è un giro di boe, cambia il ritmo, secondo me cambierà anche la considerazione di quando si parla di inclusività. Saremo veramente inclusivi quando tutti noi potremo smettere di parlare di inclusione, quando non ce ne sarà più bisogno. Sea Scout Beach Resort secondo me è un posto precursore di questo concetto. Quando dico no, noi nasciamo dallo sport, e quando dico facciamo attività per disabili, noi facciamo attività. Sea Scout Beach Resort è un posto dove noi abbiamo aperto un stabilimento balneare, un'attività commerciale dove i ragazzi lavorano, guadagnano, spenderanno i loro soldini, e per cui sì, non bisogna più sottolineare la diversità, ma speriamo poi di avere ragione. È una bellissima iniziativa, il comune è felicissimo di essere qui presente e di portare appunto la rappresentanza. Siamo molto felici e contentissimi perché attività iniziative del genere non avvengono all'ordine del giorno. Siamo sicuri che potrà essere l'inizio magari per poter iniziare tante altre proposte del genere. C'è qualche bando, qualche cosa che prevede, diciamo così, di dare degli incentivi, soprattutto incentivare a cercare di intraprendere delle cose, visto, ripeto, una città abbastanza sonnolenta, ma senza cattiveria. È così, cioè l'indole è questa. Ci sono delle iniziative proprio a favore delle persone che hanno, diciamo, delle disabilità. È stato fatto anche da poco un bando terminato, si stanno aprendo, diciamo, le buste, ci sono dei progetti che si spera a breve possano partire entro luglio. Ma che dici? Possiamo entrare a dare un'occhiatina così, cioè capire, vedere? Non si potrebbe, però... La star. Lei la star. Iniziamo subito. Sì, subito. Ok, vai, così io... Vai. Ciao Giulia. Intanto dimmi che cosa sono. Sono buone? A dire la verità sono troppo buone, sì. Ma sei sicura che le ha fatte, lo sai? Sea Scout. Sì. Dobbiamo darti dei soldi? Non si paga, è tutto gratis. Grazie. Sì. Oggi? Domani si paga, ok. Quindi tu sei una dipendente che oggi sta lavorando. Perché io sono sempre autonoma, sempre. Lo so.
Perfetto, buon lavoro. Passo dopo, prima del lavoro. Ok, grazie. Che cosa mangiamo? Roba buona. Roba buona, certo. Ma tu cucini? Diciamo aiuto cuoco. Aiuto cuoco, bene. Come ti chiami? Marco. Perfetto. Tu cosa fai? Sono sempre in cucina. Cosa hai preparato per questa giornata? Roba buona. Tonino, tu cosa prepari oggi? Cucina, focaccia. Ma le hai assaggiate? Sono buone? Sì, buone. Giuramelo. Sì. Ma tu le hai assaggiate già? No. Allora perché me le vuoi far mangiare? Ascolta, ma poi lavori tutti i giorni? Sì, tutti i giorni. Come ti chiami? Scusa. Sei in cucina anche tu? Cosa cucinate? Sono per rose. Dopo. Ma ce le fai vedere dopo? Focacce. Buone? E tu le assaggi le cose? Sì. Ricordami il tuo nome che non me l'hai detto? Luca. Va bene, ciao Luca, buon lavoro ragazzi. Le vostre iniziative mi danno solo soddisfazione, pensare per il valore sociale soprattutto che hanno. Poi il valore commerciale è un altro discorso, quello riguarda quelle che potranno essere le spese di gestione e tutto quanto, ma a me interessa il valore sociale. E quest'ultima cosa è bella. Questa ultima cosa è l'anello di congiunzione col quale abbiamo lavorato questi anni, nel senso che ci siamo mossi per la residenzialità, però non è collegata se non c'è un lavoro. Il lavoro dà dignità, dà senso comunque di essere, e quindi non lo dovevamo ai nostri ragazzi. I nostri ragazzi hanno fatto tutti i corsi che gli abbiamo proposto, hanno fatto il corso di HACCP, hanno fatto un corso sui vini, hanno fatto tutto quello che gli abbiamo messi nella condizione di fare, adattato a loro. Questo mese di maggio sarà un mese di adattamento, infatti apriremo dalle 7 alle 16 del pomeriggio, di modo che ci sia comunque un collegamento tra il team di professionisti e i nostri ragazzi. Devo dire che a oggi i nostri ragazzi sono stati puntualissimi, perfetti. Partiranno subito 7 tirocini, quindi con contratto. Il nostro obiettivo è arrivare al tempo indeterminato. Lo stabilimento sarà aperto tutto l'anno. Ora vedremo le focacce che stanno producendo, perché le stanno producendo loro. Sono molto buone, appetitose, dobbiamo comunque affinare il tutto, certamente, però sono orgogliosissima. Ma tu, Riccardo e Betty, che corsi avete fatto? Di vita. Credo che essere un genitore, avere degli obiettivi di una vita indipendente con tutte le peculiarità di ogni caso siano un atto dovuto, ma non perché spetta qualcosa a qualcuno. Nel momento in cui un ragazzo con disabilità cognitiva ha un lavoro, un'organizzazione giornaliera, non è a carico dello Stato. E anche a livello sanitario abbiamo dei ragazzi che hanno o sospeso o diminuito i farmaci che prendevano, cioè tanta roba. Sentirsi parte di quello, ma l'inclusione sta un po' andando bene perché c'è, però dovrebbe trovare ancora, secondo il mio punto di vista, dovrebbe trovare ancora gente che ha voglia di farlo, però. Sì, e comunque le istituzioni, perché questo è tutto privato. Non abbiamo ricevuto un soldo pubblico. Bisogna cominciare ad andare anche in quella direzione. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Appuntamento al Chia Laguna di Domus de Maria per la 2 giorni che ha aperto ufficialmente la fase operativa dell'area marina protetta di Capo Spartivento. Un passaggio atteso che segna l'inizio concreto delle attività di tutela e gestione dopo un percorso lungo oltre 12 anni. Ha aperto i lavori la sindaca di Domus de Maria e presidentessa dell'area marina della Sardegna sud-occidentale, Maria Concetta Spada. Non è un traguardo, è proprio l'inizio dell'organizzazione delle attività dell'area marina e sarà un beneficio economico importante e anche sociale per tutto il comune, perché comunque migliorerà intanto anche per i cittadini lo stile di vita, il vivere sano, il vivere meglio e soprattutto un'organizzazione all'interno della quale dobbiamo stare tutti per mantenere queste bellezze. A seguire l'intervento del sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, che ha sottolineato l'importanza del rafforzamento del ruolo delle aree marine protette. È un ulteriore segnale che lanciamo al territorio, soprattutto a quello sardo, perché la 7ª area marina protetta in Sardegna significa che ad oggi è la regione con il maggior numero di aree marine protette. Da questo punto di vista oggi non possiamo che festeggiare questo avvenimento, è il primo giorno di operatività, è presente praticamente tutto il Ministero, siamo venuti veramente partendo dagli esponenti politici ai direttori di divisione, ai direttori generali, sono venuti tutti, abbiamo poi anche il conforto della Guardia Costiera
siamo qui oggi proprio per celebrare questo momento che abbiamo voluto fortemente. Le aree protette in generale, non solo le aree marine, che comunque stanno vivendo un momento di grande visibilità a livello nazionale, ma soprattutto di riorganizzazione per quello che riguarda l'aspetto al quale debbono dedicarsi le aree marine protette, che è soprattutto la tutela della biodiversità. Però il contesto è importante perché stiamo prevedendo una riforma dell'attuale legge, la 394, che di fatto va a disciplinare tutte le aree protette in Italia. In particolare però stiamo cercando di elevare la dignità delle aree marine protette, perché sino ad oggi hanno sofferto un po' la schiacciante preponderanza, se così vogliamo chiamarli, degli enti parco nazionale, che hanno una dignità giuridica diversa, che hanno un finanziamento da parte dello Stato. Le aree marine protette invece hanno una governance anche che risponde in automatico ai comuni dei quali ne fanno parte, con evidenti problemi di personalità giuridica e con finanziamento ridotto. Stiamo cercando di eliminare queste differenze e l'approdo sarà la legge 394, che verrà presto modificata, della quale oggi darò qualche ulteriore particolare. L'area marina Capo Spartivento è l'ultima area marina protetta in Italia, è la 7ª in Sardegna e fa della Sardegna la regione con il maggior numero di aree marine protette. È un avamposto, se così vogliamo chiamare, della tutela della biodiversità in Sardegna, perché grazie anche a quello che sta facendo il nuovo governo, o meglio il governo che oramai è 3 anni e mezzo che si è insediato, stiamo cercando di far crescere la tutela ambientale da un lato, ma soprattutto dall'altro la cultura ambientale, e da questo punto di vista le aree marine protette sono uno strumento operativo che ci permette di andare in questa direzione. L'assessora regionale della difesa dell'ambiente Rosanna Lacori ha sottolineato che oggi c'è la consapevolezza che la tutela del mare si traduce in opportunità di sviluppo per il territorio dell'isola. La nascita della nuova area marina protetta del Capo Spartivento sicuramente è un momento importantissimo, non solo perché ci aiuta a raggiungere un obiettivo europeo della strategia della biodiversità 30-30, quindi il 30% delle aree marine devono essere tutelate, quindi non è solo un obiettivo, possiamo dire, burocratico, ma è veramente un momento in cui noi riconosciamo il valore del nostro ambiente naturale, del nostro patrimonio naturale, tutelandolo. Ma il nuovo paradigma che noi stiamo portando avanti è quello non solo della tutela intesa come vincolo, ma soprattutto tutela accompagnata all'opportunità. Opportunità quindi di sviluppo, crescita dell'economia e insieme al mantenimento, sempre ripeto, della tutela delle specie e degli habitat che abbiamo in questo ecosistema. Sappiamo benissimo quanto il capitale, la valorizzazione del capitale naturale, quindi investire in ambiente, investire soprattutto in recuperi del territorio o valorizzazione quindi degli habitat e degli ecosistemi, porti assolutamente un ritorno economico. Un euro investito possono portare a un ritorno economico dai 4 ai 30 euro, quindi ormai questa è una certezza anche dimostrata dall'ultimo rapporto, il 6º rapporto del capitale naturale pubblicato l'anno scorso. Quindi per noi è un'opportunità naturalmente come assessorato all'ambiente importante, perché stiamo andando ad allargare la quantità di aree tutelate marine, ma soprattutto perché è importante? Perché qui abbiamo coniugato anche la rete Natura 2000 all'area marina protetta e abbiamo dato alla rete Natura 2000, che è un'altra quindi area tutelata, la gestione quindi all'area marina protetta. Quindi in questo momento stiamo cercando di connettere con questo sistema più aree tutelate, diversi livelli di aree tutelate. Questo è il concetto di rete ecologica regionale che noi stiamo mettendo in campo con il nuovo disegno di legge che stiamo appunto per portare in giunta prossimamente, proprio entro il prossimo mese. Il contrammiraglio Giovanni Stella, direttore marittimo della Sardegna Meridionale, ha ribadito il ruolo della Guardia Costiera per la salvaguardia e la tutela delle aree marine protette della nostra regione. Il ruolo della Guardia Costiera nella tutela delle aree marine protette è un ruolo previsto per legge. Con la legge 391 del 94 è previsto appunto che la sorveglianza viene demandata alla Guardia Costiera, alle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, che con i loro mezzi navali, aerei e anche subacquei devono garantire il rispetto di quelli che sono i regolamenti che vengono poi emanati e che individuano quelle attività che possono essere fatte e non devono essere fatte
per la tutela della biodiversità. L'istituzione dell'area marina protetta di Capo Spartivento è un altro gol segnato, se mi passa il termine calcistico. Intanto arrivano a 7 le aree marine protette nell'isola della Sardegna, equipariamo la Sicilia e quindi 7 su 30 sono in Sardegna. Questo significa che evidentemente la Sardegna offre dei paradisi che necessitano di maggior tutela per la biodiversità, per le risorse ittiche e anche per le risorse floreali che sono nei nostri mari. Sono posti incantevoli, invidiati da tutto il mondo e devono essere tutelati. Secondo Luigi Ricci, direttore del Dipartimento per il monitoraggio e la conservazione della biodiversità dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il lavoro di ISPRA si inserisce in un supporto costante con il Ministero per la protezione di Capo Spartivento, con un percorso avviato già nel 2017 che rappresenta un esempio virtuoso a livello nazionale. La genesi che ha visto la nascita dell'area marina di Capo Spartivento ha avuto inizio nel 2017 e tra il 2017 e il 2018 ISPRA ovviamente ha operato una serie di valutazioni, monitoraggi ambientali anche e soprattutto marittimi, utilizzando anche la propria motonave. Questo per valutare attentamente e significare il valore ecosistemico ambientale che vi era sul fondale, quindi sono state valutate le praterie di Posidonia sia su sabbia che su strato duro e soprattutto sono state fatte tutte le valutazioni di impatto ambientale che avrebbero dovuto ovviamente essere salvaguardate. Ivi comprese anche l'aspetto delle dune, perché questo è fondamentale. L'aspetto più pregnante di cui io, ripeto, sono particolarmente orgoglioso è il fatto che la genesi di Capo Spartivento è stata condivisa con l'intero territorio e questo è un aspetto estremamente raro, perché avere dalla parte delle istituzioni, in questo caso ISPRA ma soprattutto del Ministero dell'Ambiente, la condivisione di una scelta così forte è fondamentale, perché si lavora in piena sintonia con il territorio che dovrà ricevere ovviamente questo regalo, perché è un regalo. Guardate, la creazione di un'area marina protetta comporta anche un valore enorme sotto il profilo economico. Adesso noi quando associamo le aree protette sia a terra che a mare il concetto di bioeconomia, ovvero di green e blue economy, e questo in un ambito territoriale che come questo per esempio di Capo Spartivento comporta anche un effetto di destagionalizzazione e ovviamente un punto di ritrovo essenziale di conoscenza e di afflusso turistico, che deve essere un afflusso turistico comunque consapevole del bene che si è andato a creare e soprattutto a tutelare. A portare la visione operativa della nuova gestione è stata la direttrice dell'area marina protetta Stefania Pinna, che ha sottolineato l'opportunità offerta dal Presidio nel Sud Sardegna per la tutela della biodiversità. Per me è un traguardo, come il traguardo di istituzione per l'area marina protetta, perché arrivo da una grande formazione legata al mare e poter, in seguito anche all'esperienza al Ministero, mettere in concreto tutta una serie di competenze che ho acquisito in questi anni a disposizione del mare e della Sardegna è un momento importante. Fare in modo che il concetto di biodiversità venga valorizzato a livello locale, in termini proprio di valore che anche la comunità locale ha nel preservare tutta una serie di habitat animali, vegetali, alghe, tutto ciò che riguarda la capacità di un'area marina protetta di permettere di sviluppare delle proprietà come la resilienza e lo sviluppo anche locale, perché appunto un concetto come l'area marina protetta non può essere visto come un limite, ma è un'opportunità, è proprio un motore di sviluppo che permette anche di pensare alle future generazioni, mettendo a disposizione delle risorse e facendo in modo che si possano rigenerare. L'area marina protetta è un organismo vivo
che permette nelle zone dove c'è apparentemente un po' più di restrizione ma di protezione di poter incrementare invece quell'effetto che viene chiamato in gergo effetto spillover, e perciò gli organismi protetti possono crescere, aumentare la produzione di uova nel caso dei pesci e poter così aumentare la presenza anche al di fuori dell'area marina protetta. Perciò l'area marina protetta non ha dei confini, ma anzi permette comunque di fare in modo che tutti gli organismi si possano comunque distribuire. La prima giornata si è chiusa con l'intervento di Antonio Ragonesi, responsabile dell'Ufficio Cooperazione Internazionale dell'Associazione Comuni d'Italia, che si è soffermato sul ruolo delle comunità e della governance in linea con gli obiettivi europei dell'Agenda 2030. Noi siamo impegnati nel mettere in rete le aree protette, tra cui anche le aree marine protette. Le aree protette rappresentano l'avanguardia dell'equilibrio che oggi viene richiesto nella sostenibilità delle attività produttive umane, e questo significa che sono da esempio per gli altri territori che dovranno cimentarsi nello sviluppo sostenibile. Le aree marine protette quindi stanno facendo anche un po' di palestra e dovranno sempre più condividere non solo l'educazione ambientale e quindi la capacità che noi cambiamo anche dei comportamenti nell'equilibrio tra uomo e natura, ma anche buone pratiche, e quello è un po' il nostro obiettivo, da poter condividere con tutti gli altri territori. Questo è il grande, impegno a favore di tutti di questa attività specifica su cui adesso il Comune di Domus de Maria è fortemente impegnato nella promozione della sua area marina protetta. Nel corso della prima giornata la sessione tecnico-scientifica coordinata da Alessio Satta, esperto di conservazione e gestione degli ecosistemi marino-costieri, ha offerto una lettura approfondita del valore naturalistico dell'area. Al centro gli habitat e le specie simbolo, dalle praterie di Posidonia ai cetacei fino agli ecosistemi costieri e alle rotte migratorie dell'avifauna. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta,
le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nella seconda giornata i lavori sono ripresi con un focus sulle prospettive di crescita economica e sulla gestione delle risorse ambientali. La tavola rotonda ha visto il confronto tra i direttori delle aree marine protette della Sardegna, insieme a Diego Martino della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e del Mare, Davide Severino, comandante della Guardia Costiera di Cagliari, Antonio Miccio di Federparchi, Giuseppe Dodaro di Fondazione Sviluppo Sostenibile, Marta Battaglia, presidente di Lega Ambiente Sardegna, Emanuele Maddaloni, operatore turistico marino, Federico Ledda, pescatore, e Leonardo Tunesi, responsabile dell'area per la tutela della biodiversità dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La conclusione dei lavori della 2 giorni di Domus de Maria è stata affidata a Francesco Thomas, direttore generale per la tutela della biodiversità e del mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Oggi è una giornata secondo me strepitosa perché in qualche maniera diamo l'ok, diamo l'avvio a questa meravigliosa area marina protetta che diventa la 7ª area marina protetta della Sardegna, cui peraltro va aggiunto anche il Parco Nazionale della Maddalena, quindi in realtà sono ben 8 perle che sono tutelate in maniera particolare. Ha avuto un percorso piuttosto lungo perché potesse vedere la vita, però grazie anche alla tenacia della sindaca Spada veramente oggi finalmente riusciamo a benedire, per così dire, l'avvio di un processo che va verso la tutela, una tutela sostenibile, nel senso che comunque tenga in debito conto anche di quelle che poi sono le attività tipiche e tradizionali di queste aree che vanno preservate in maniera sostenibile. Oggi sono emersi tanti elementi estremamente interessanti che comunque si riconducono anche a un'esigenza di ricercare una governance di queste aree un po' più strutturata rispetto a come ad oggi viene caratterizzato il panorama di gestione delle aree marine protette, perché nell'ambito io mi occupo non soltanto di aree marine protette ma anche di parchi terrestri. E lì evidentemente il sistema della governance è un po' più strutturato perché c'è un ente che è un ente pubblico non economico che ha un presidente, un direttore, ha un consiglio direttivo, cioè è strutturato come un ente pubblico sicuramente di un altro livello. Qui siamo ancora quasi a un livello di gestione quasi volontaristica, direi, di volontariato di queste aree, però nulla toglie al pregio invece delle iniziative che devono essere fatte, che restituiscono in qualche maniera, l'abbiamo visto, un'esigenza, quella di tutelare queste aree perché sono aree particolarmente preziose. Il processo parte attraverso l'individuazione di un pregio naturalistico. Questo pregio naturalistico in qualche maniera è fotografato, è monitorato nel tempo, per cui in relazione a quelli che sono gli esiti di questo monitoraggio
vengono poi poste in essere delle iniziative di conservazione o di utilizzo sostenibile di queste aree che poi permettono la preservazione nel tempo di queste aree anche a beneficio delle future generazioni. È noto a tutti infatti che con la riforma costituzionale che è intervenuta nel 2022 all'articolo 9 della Costituzione, in qualche maniera c'è una responsabilità intergenerazionale che è un nostro onere, proprio perché comunque queste bellezze vengono preservate nel tempo anche per le future generazioni e non soltanto per i nostri scopi. Quello che è importante, a mio parere, di quest'area marina protetta in via di sviluppo è che sicuramente sarà innanzitutto un'attrazione turistica per una tipologia di escursionista, turista che vuole proprio questo, vuole trovare nella Sardegna quello che è un po' distante dall'immaginario collettivo, che è proprio la spiaggia, il turismo proprio di playa. Invece qua c'è il tutto, uno può venire a farsi un bagno, ma qua trova anche la natura veramente incontaminata e protetta, che grazie a una storia che è millenaria, che anche fortunata che abbiamo avuto per quanto riguarda la protezione della costa, ci permette di godere di questo ambiente unico e incontaminato. Quindi diciamo che il futuro roseo per questa area marina protetta, che dovrà ovviamente essere una commistione di uso e fruizione, perché è impossibile bloccare totalmente l'accesso a un posto del genere senza comunque renderlo fruibile a chi vorrà goderne. Il turista apprezza di questa zona ancora il lato selvaggio, non troppo inflazionato, quindi non siamo certamente in un overbooking come possono essere altre zone dell'isola. Apprezza poi naturalmente le bellezze paesaggistiche e anche l'educazione ambientale che poi alla fine si svolge. Ma non solo, apprezzo anche effettivamente il rapporto che c'è tra i locals e la natura, nel senso perché i locals qua in Sardegna vivono molto la stagionalità della natura, per esempio andando a raccogliere asparagi, insomma quello che si fa di solito. L'area marina protetta di Capo Spartivento darà un valore aggiuntivo non solo alla protezione ambientale, quindi a partire dalla Posidonia per passare alla fauna marina, ma anche proprio da un punto di vista opportunità lavorative per quanto riguarda il territorio. È fondamentale, io penso che l'area marina protetta dia un valore aggiunto a tutta quest'area, che è fra le poche che sono rimaste intoccate, sono rimaste inviolate e quindi permette di far diventare quest'area un nido, una zona di attrazione dove viene apprezzato il valore ambientale e quindi permette di dare a chi lavora in queste zone quel plus che serve per valorizzare il posto. Ecco. L'area marina protetta di Capo Spartivento è finalmente nata. Noi ci abbiamo lavorato fin dagli inizi, abbiamo collaborato e ci abbiamo creduto proprio dal 2017, quando sono partite le prime riunioni. Siamo tornati dopo aver fatto la nostra esperienza in tutte le aree marine protette della Sardegna. Devo dire che sono sempre rimasto molto legato con passione a questa zona, perché i fondali sono incredibili, tutto l'ambiente intorno è fantastico e quindi diciamo che mi piace proprio, mi sento a casa e questo è l'aspetto prevalente. In conclusione, ricordiamo che l'estensione totale dell'area marina protetta della Sardegna sud-occidentale, istituita nel 2023, è di 3.698 ettari. Prende il nome dal celebre promontorio di Capo Spartivento, punto più meridionale dell'isola e spartiacque naturale, tra i golfi del sud, dominato dal suo storico faro ottocentesco. Gestita dal comune di Domus de Maria, l'area si configura come un presidio di nuova generazione
che integra la protezione del mare con i siti terrestri della rete Natura 2000, affidando alla direzione scientifica il compito di conservare l'habitat unico nel Mediterraneo con le sue praterie di Posidonia. Nel corso delle 2 giornate al Chia Laguna si è soprattutto sottolineato l'obiettivo di delineare un modello di gestione capace di trasformare la tutela ambientale in una leva concreta di crescita per il territorio, coniugandolo con uno sviluppo turistico d'eccellenza. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.